A Radio Barbagia, due chiacchiere con, a cura di Roberto De Sì. Che ridere presidente, se pensa che ho scritto questa canzone mentre vagavo tra i miei pensieri, figli di un sogno, forse un'illusione. E pensavo a quanta povera gente che vive di scorte di auto blu, e a chi le scorte invece le ha finite e voglia di ridere non ne ha più. Ma la capisco, signor presidente, in quest'Italia corrono tempi bui e non è facile convincere la gente che è sempre colpa degli errori altrui. Sì, presidente, io le credo veramente. Se mi dà la sua parola, io la voto ancora un po'. E che importa se poi mi pento, lo so. Sì, presidente, ma che importa se mi sente? Tanto mi compra con un sorriso e poi ci casco ancora un po'. Io le credo, io le credo. Come no? Che ridere presidente, ma quanta gente che batteva le mani mentre lei parlava e prometteva oggi troppi sogni già scaduti domani. E quest'Italia è sempre nel pallone e sempre più gente sveglia alla TV. Che bello quando parla reti unificate, così la capiamo un po' di più. Ma non capisco, signor presidente, chi paga le tasse ma è triste perché forse ha bisogno di un po' di evasione quando lo Stato tiene tutto per sé. Sì, presidente, lei mi creda veramente. Abbiamo bisogno di una vacanza, almeno un ponte che duri un po', altrimenti prima o poi crolla, lo so. Sì, presidente, son precario permanente e 3 notti che non dormo, ma un portaborse non ce l'ho. Lei mi crede, lei mi crede, non lo so. Non fa ridere presidente, quest'Italia che ha perso in fretta la memoria e che vorrebbe cancellare con un gommone la propria storia. Presidente, un dubbio mi assale, vorrei tornare ma vivo lontano. Crede che basti non avere di mezzo il mare per sentirmi ancora italiano? Sì, presidente, lei mi creda veramente. Io le do la mia parola che non la voto più per un po'. E che importa se poi mi pento, lo so. Sì, presidente, ma che importa se mi sente? Non mi compra più col sorriso e non l'ascolto più neanche un po'. Io le credo, io le credo. Forse no. E ho detto tutto. Ben trovati su Radio Barbagia, quello che avete appena sentito era Che ridere presidente, che sentite comunque nella nostra normale programmazione. L'occasione perché l'artista che l'ha interpretata, l'ha scritta è Riccardo Ruju, e Riccardo Ruju l'abbiamo riacciuffato perché non è proprio vicino, l'abbiamo riacciuffato idealmente al telefono, è collegato con noi da Berlino. Ciao Riccardo. Ciao. Di nuovo con noi a chiacchierare di musica, perché di musica abbiamo parlato varie volte. Ricordiamo anche la tua versione di Non potrò posare in inglese, magari la risentiremo un'altra volta. La scusa, mettiamola tra virgolette, oltre a far risentire Che ridere presidente, che ricordiamo tra l'altro era un brano che non prendeva di mira nessuno in particolare, ma la carica pubblica.
tutto quello che ne concerne, lo spiegasti tu la volta scorsa, vuoi anche il periodo, insomma, che poi ce la prendiamo con chi sta sopra di noi e che dovrebbe ben governare. Ma comunque accantoniamo questo capitolo perché adesso ce n'è un altro. La ragione perché sei qua è un nuovo brano, ne parleremo tra qualche minuto, però per chi ti stesse, come dire, iniziando a conoscere adesso, raccontiamo un po' in breve. Riccardo Ruju, ripeto, non trasportato, come si dice, emigrato, mi sembra anche brutto, espatriato in quel di Germania. Quello è, ma va bene, ci fa sempre piacere, comunque ritorni, lo hai già detto anche le altre volte, ritorni quando è possibile e il più possibile nella tua amata Sardegna. Tu sei di Bitti e Bitti tornerà tra qualche istante. Raccontaci un po', raccontaci, mi metto anch'io, ma racconta ai radioascoltatori un po' questa tua passione per la musica fino ad arrivare, insomma, a quest'ultimo progetto. La mia passione per la musica, insomma, l'ho sempre avuta anche da bambino, e quindi coltivando nel tempo, insomma, questa passione, una volta che ho preso a suonare la chitarra, ho iniziato, insomma, a produrre dei testi, e poi dopo li ho messi in musica, e nel 2010 ho scritto 10 brani che sono racchiusi nell'album È l'amore. E quella passione continua ancora, e negli anni, diciamo, è sempre più forte. Infatti adesso sto iniziando a scrivere anche testi per altri autori. Lo dicesti la volta scorsa, ho già spiegato un po' che ridere presidente, questa, come dire, puntare il dito ma sulla carica, sulle responsabilità, sui doveri, diciamolo anche così, di chi, ripeto, ci governa e dovrebbe parlare per noi, agire per noi. La ragione per cui sei qua, ho già citato Bitti, il tuo paese che ha subito nel novembre scorso, insomma, lo abbiamo visto tutti purtroppo dalla TV e sentito in radio, un duro colpo con l'alluvione. Cosa c'entra Bitti con la tua musica? C'entra perché dopo aver visto le immagini purtroppo terribili di quel tragico giorno del 28 novembre, dove purtroppo hanno anche perso la vita 3 miei cari concittadini, e molte famiglie sono state evacuate, hanno perso case, averi e beni in un solo giorno, i beni di una vita e risparmi di una vita. E davanti a quelle immagini non potevo restare indifferente, soprattutto dovuto anche al fatto che, non potendo esserci di persona per aiutare, per dare una mano, per dare una forza ai miei concittadini, ho deciso di scrivere una canzone, appunto, per omaggiare Bitti, i bittesi, le persone che purtroppo in quel tragico giorno hanno perso la vita, e anche tutte le persone che hanno aiutato Bitti a risollevarsi. Ecco, non l'abbiamo detto, non l'ho detto neanche all'inizio, il brano si intitola Bella sa torrare. Esatto, Bella sa torrare, Bella tornerai in italiano, perché c'è qualche ascoltatore che non capisce il sardo. È un testo, appunto, che ho scritto, un testo di speranza, un inno alla rinascita, alla rinascita di un paese che è stato ferito profondamente dall'alluvione, e che piano piano sta riprendendo, grazie soprattutto alla volontà, veramente allo spirito di sacrificio, di abnegazione dei suoi cittadini, insomma, e anche di gente che comunque ha aiutato il paese con offerte, con aiuti sia materiali sia fisicamente, gente venuta veramente da tutte le parti della Sardegna per dare una mano a risollevare un paese in ginocchio. Ecco, tu mi hai mandato anche il testo, e, come uso spesso dire io, certi brani risultano magari leggeri nella musica, però se si analizza il testo c'è una cosa più profonda. Ecco, nel caso tuo c'è comunque un doppio, ecco quello che volevo dire, un doppio piano di lettura,
oppure una metafora che dir si voglia, cioè usi il, non so, Ida e Mama per dire come la Saida sarebbe il paese come la mamma. Vuoi approfondire questo concetto? Non so come te lo posso dire, comunque due piani di lettura, o sbaglio? Sì, certo. In questo caso in paese natale, insomma, ho scritto il mio paese natale, l'ho percepito così come una figura materna, sì. E quindi ho sviluppato insomma l'analogia concettuale di Ida Mama, quindi il paese mamma, perché poi fondamentalmente tutto il bagaglio appunto di ricordi che il paese ci lascia, che ci portiamo sempre appresso, sono quei ricordi ai quali poi dopo torniamo e ovviamente ci causano anche nostalgia, ma allo stesso tempo comunque sono il nostro, sono una forma anche di attaccamento al paese e alle nostre origini. E questa è secondo me un qualcosa che fa parte della nostra identità culturale, e quindi il paese in questo senso c'è mamma perché come la madre, si dice la madre di tutte le battaglie, in questo caso il paese è la madre di tutti i ricordi. Ecco. Su questo brano si può dire che veramente è un brano che ho scritto e sinceramente sono molto orgoglioso di averlo scritto, di essere il primo, di aver scritto una canzone, credo che sia la prima canzone scritta per Bitti, canzone intesa nel senso pop. Mi ha fatto molto piacere perché è stato un modo anche per ringraziare tutte le persone appunto che sono impegnate in questo compito difficilissimo di fare il paese, come ho già detto prima. Per quanto riguarda la canzone, devo anche dire che il ricordo va anche un'altra persona, oltre ai miei tre cari concittadini che purtroppo ci hanno lasciato in quest'ultima alluvione, anche a Giovanni Farre, che è stato purtroppo vittima dell'alluvione del 2013, e quindi questa canzone è un omaggio che va anche a lui. Ecco, come ricordo. Certo, ricordiamo purtroppo anche la scomparsa dell'altra persona nell'altra alluvione. Questa purtroppo era la seconda, è stata la seconda e speriamo l'ultima. La data è simbolica. Io ho detto nel novembre dello scorso anno, era il 28 novembre. Hai voluto scegliere questa giornata proprio simbolicamente? Sì, perché sono 4 mesi esatti da quel tragico giorno, quindi dopo 4 mesi ho voluto dare ancora più un sostegno anche morale, che una canzone può fare anche tanto in questo senso, e quindi ho voluto regalare questa canzone anche a tutte le persone, i miei concittadini, a tutte le persone che hanno partecipato e che stanno attualmente ancora lavorando, perché abiti io sono non è finita purtroppo, c'è ancora tanto da fare. Sì. Certo, intendevo dire quello. Questo è un pensiero per loro. Questa canzone dove si può trovare? Nelle piattaforme digitali? Sì, è acquistabile sulle piattaforme digitali, su Apple, su Amazon, su iTunes, su Google Play. Tutto l'incasso poi verrà ovviamente devoluto al comune di Pitti. Benissimo, ricordiamo anche, tra l'altro è uscito in contemporanea un articolo sulla Nuova Sardegna proprio relativa a questo tuo progetto, che insomma ti fa onore perché lo dedichi a Bitti, ma potrebbe essere comunque a chiunque ha subito dei danni per cause insomma gravi, così come un'alluvione. Sì, esatto. In proposito vorrei aggiungere che la canzone in sé è stata pensata naturalmente per Bitti, è nata pensata per Bitti, ma poi ho anche pensato a sviluppare la canzone poi in un altro contesto, cioè dedicata anche alla Sardegna, sempre con la stessa base. E sto cambiando solo qualche parola, ma affinché possa diventare anche un inno di speranza e di rinascita molto anche per tutta l'isola, ecco, non solo per Bitti. Ecco, magari ci ritorneremo quando avrai, fatto anche questo passaggio. Sì, l'altra versione. Sì. L'altra versione. Benissimo Riccardo, mi sa che ci possiamo fermare qua. Era
come dire, doveroso far sentire la tua voce nuovamente per questa lodevole iniziativa. Ripetiamo, ora riguarda Biti, è giustamente dedicata al tuo paese che ha subito questo danno dall'alluvione, ma è lodevole per l'impegno che ci hai messo e per l'amore che hai comunque per la tua terra, essendo lontano, quindi impossibilitato a fare qualcosa in tempi brevi. Fai musica e questa è la tua espressione, il tuo contributo. Poi lo abbiamo detto, la canzone è acquistabile nelle piattaforme digitali, quindi il metodo per le altre persone che ci stessero ascoltando c'è, basta cercare Riccardo Ruju. Che dire, quindi ora ce l'ascoltiamo il brano, io ti faccio un in bocca al lupo, un risentirci a presto, noi siamo sempre come dire, a tua disposizione, è sempre un piacere sentire una voce della Sardegna, un amico della Sardegna, ma comunque al di là di questo un artista e far sentire la sua musica. Quindi Riccardo Ruju a Radio Barbagia, bella a tornare. Ciao, a presto. Ciao. In sa posento esa memoria, io torro sempre a tie, esos caminos de saída, curren sempre rintra mia. E su passato non si perde, e a t'arrestare sempre ergai, casosamente sono pontes, chi non che ruben mai. Poi dai su che la s'improvviso, un lamento, e sos puzzone non si intende più su canto, e noi schiparimus forzas in su vento, che non costava mala, torrata a pranto. Dici tu e più bella a torrare, di assutare questa lacrima se sola. E canto il fisso sta a pesare, che una mamma mai si lascia sola. In cussa ora de bisonzu canta senter benita dai lontano, sente chi vai da samatessi limba canno, vade dare una mano. A Radio Barbagia, due chiacchiere con a cura di Roberto De Sì. E canto il fisto sta a pesare, che una mamma mai si lascia sola. A tanto dare sul sorriso, che questa vita si incanannare, e sanno che schino non son frusi, e pensava quanta povera gente che vive di scorte di auto blu, e a chi le scorte invece le ha finite, e voglia di ridere non ne ha più. Ma capisco, signor Presidente, in quest'Italia non tempi più di asciugare questa lacrima se sempre colpa degli errori altrui. E tanto il Cristo sta in Presidente, io le credo che una mamma mai si lascia sola, se mi dà la sua parola io la voglio ancora, e che importa se poi mi perdono, lo so, casa o che nostra, Presidente, ma che importa se mi sente, tanto mi compra con un sorriso e poi ci casco ancora un po', io le credo, come no?
gente che batteva le mani mentre lei parlava e prometteva oggi troppi sogni già scaduti domani. E quest'Italia è sempre nel pallone, è sempre più gente sveglia alla TV. Che bello quando parla reti unificate, così la capiamo un po' di più. Ma non capisco, signor Presidente, chi paga le tasse ma è triste perché forse ha bisogno di un po' di evasione quando lo Stato tiene tutto per sé. Sì, Presidente, lei mi creda veramente. Abbiamo bisogno di una vacanza, almeno un ponte che duri un po', altrimenti prima o poi crolla, lo so. Sì, Presidente, son precario permanente e 3 notti che non dormo, ma un portaborse non ce l'ho. Lei mi crede, non lo so. Non fa ridere, Presidente, quest'Italia che ha perso in fretta la memoria e che vorrebbe cancellare con un gommone la propria storia. Presidente, un dubbio mi assale, vorrei tornare ma vivo lontano. Crede che basti non avere di mezzo il mare per sentirmi ancora italiano? Sì, Presidente, lei mi creda veramente. Io le do la mia parola che non la voto più per un po'. E che importa se poi mi pento, lo so. Sì, Presidente, ma che importa se mi sente? Non mi compra più col sorriso e non l'ascolto più neanche un po'. Io le credo. Forse no. E ho detto tutto. Bentrovati su Radio Barbagia, quello che avete appena sentito era Che ridere Presidente, che sentite comunque nella nostra normale programmazione. L'occasione perché l'artista che l'ha interpretata, l'ha scritta è Riccardo Ruju, e Riccardo Ruju l'abbiamo riacciuffato perché non è proprio vicino, l'abbiamo riacciuffato idealmente al telefono, è collegato con noi da Berlino. Ciao Riccardo. Ciao. Di nuovo con noi a chiacchierare di musica, perché di musica abbiamo parlato varie volte. Ricordiamo anche la tua versione di Non potrei posare in inglese, magari la risentiremo un'altra volta. La scusa, mettiamola tra virgolette, oltre a far risentire Che ridere Presidente, che ricordiamo tra l'altro era un brano che non prendeva di mira nessuno in particolare, ma la carica pubblica. Tutto quello che ne concerne lo spiegasti tu la volta scorsa, vuoi anche il periodo, insomma, che poi ce la prendiamo con chi sta sopra di noi e che dovrebbe ben governare. Ma comunque accantoniamo questo capitolo perché adesso ce n'è un altro. La ragione perché sei qua è un nuovo brano, ne parleremo tra qualche minuto, però per chi ti stesse, come dire, iniziando a conoscere adesso, raccontiamo un po' in breve. Riccardo Ruju, ripeto, non trasportato, come si dice, emigrato, mi sembra anche brutto, espatriato in quel di Germania. Quello è, ma va bene, ci fa sempre piacere. Comunque ritorni, lo hai già detto anche le altre volte, ritorni quando è possibile e il più possibile nella tua amata Sardegna. Tu sei di Bitti e Bitti tornerà tra qualche istante. Raccontaci un po'. Raccontaci, mi metto anch'io, ma racconta ai radioascoltatori un po' questa tua passione per la musica fino ad arrivare, insomma, a quest'ultimo progetto. La mia passione per la musica, insomma, l'ho sempre avuta anche da bambino, e quindi coltivando nel tempo, insomma, questa passione, una volta che ho preso a suonare la chitarra, ho iniziato, insomma, a produrre dei testi, e poi dopo li ho messi in musica, e nel 2010 ho scritto 10 brani che sono racchiusi nell'album È l'amore, e questa passione continua ancora,
e negli anni diciamo, è sempre più forte, infatti adesso iniziamo a scrivere anche testi anche per altri autori. Lo dicesti la volta scorsa, ho già spiegato un po' che ridere presidente questa, come dire, puntare il dito ma sulla carica, sulle responsabilità, sui doveri, diciamolo anche così, di chi, ripeto, ci governa e dovrebbe parlare per noi, agire per noi. La ragione per cui sei qua, ho già citato Bitti, il tuo paese che ha subito nel novembre scorso, insomma, lo abbiamo visto tutti purtroppo dalla TV e sentito in radio un duro colpo con l'alluvione. Cosa c'entra Bitti con la tua musica? C'entra perché dopo aver visto le immagini purtroppo terribili di quel tragico giorno del 28 novembre, dove purtroppo hanno anche perso la vita 3 miei cari concittadini e molte famiglie sono state evacuate, hanno perso case, averi e beni un solo giorno, i beni di una vita, i risparmi di una vita. E davanti a quelle immagini non potevo restare indifferente, soprattutto dovuto anche al fatto che non potendo esserci di persona per aiutare, per dare una mano, per dare una forza ai miei concittadini, ho deciso di scrivere una canzone appunto per omaggiare Bitti, i bittesi, le persone che purtroppo in quel tragico giorno hanno perso la vita, e anche tutte le persone che hanno aiutato Bitti a risollevarsi. Ecco, non l'abbiamo detto, non l'ho detto neanche all'inizio, il brano si intitola Bella sa torrare. Esatto, Bella sa torrare, Bella tornerai in italiano, perché c'è un ascoltatore che non capisce il sardo. È un testo appunto che ho scritto, un testo di speranza, un inno alla rinascita, alla rinascita di un paese che è stato ferito profondamente dall'alluvione e che piano piano sta riprendendo, grazie soprattutto alla volontà, veramente allo spirito di sacrificio, di abnegazione dei suoi cittadini, insomma, e anche di gente che comunque ha aiutato il paese con offerte, con aiuti sia materiali sia fisicamente, gente venuta veramente da tutte le parti della Sardegna per dare una mano a risollevare un paese in ginocchio. Ecco, tu mi hai mandato anche il testo e, come uso spesso dire io, certi brani risultano magari leggeri nella musica, però se si analizza il testo c'è una cosa più profonda. Ecco, nel caso tuo c'è comunque un doppio, ecco quello che volevo dire era un doppio piano di lettura, oppure una metafora che dir si voglia, cioè usi non so, Idda e Mama per dire come la Saida sarebbe il paese come la mamma. Vuoi approfondire questo concetto? Non so come te lo posso dire, comunque due piani di lettura, o sbaglio? Sì, certo. In questo caso in paese natale, ho scritto il mio paese natale, l'ho percepito così come una figura materna, sì. E quindi ho sviluppato l'analogia concettuale di Idda Mama, quindi paese mamma, perché poi fondamentalmente tutto il bagaglio appunto di ricordi che il paese ci lascia, che ci portiamo sempre appresso, sono quei ricordi ai quali poi dopo torniamo e ovviamente ci causano anche nostalgia, ma allo stesso tempo comunque sono il nostro, sono una forma anche di attaccamento al paese e alle nostre origini. E questa è secondo me un qualcosa che fa parte della nostra identità culturale, e quindi il paese in questo senso c'è mamma perché come la madre, si dice la madre di tutte le battaglie, in questo caso il paese è la madre di tutti i ricordi. Ecco. Su questo brano si può dire che veramente è un brano che ho scritto e sinceramente sono molto orgoglioso di averlo scritto, di essere il primo, di aver scritto una canzone appunto credo che sia la prima canzone scritta per Bitti, canzone intesa nel senso pop. Mi ha fatto molto piacere perché è stato un modo anche per ringraziare
ringraziare tutte le persone appunto che sono impegnate in questo compito difficilissimo di fare stare il paese, come ho già detto prima. Per quanto riguarda la canzone, devo anche dire che il ricordo va anche un'altra persona, oltre ai miei cari concittadini che purtroppo ci hanno lasciato in quest'ultima alluvione, anche a Giovanni Farre, che è stato purtroppo vittima dell'alluvione del 2013, e quindi questa canzone è un omaggio che va anche a lui. Ecco, come ricordo. Certo, ricordiamo purtroppo anche la scomparsa dell'altra persona nell'altra alluvione. Questa purtroppo era la seconda, è stata la seconda e speriamo l'ultima. La data è simbolica. Io ho detto nel novembre dello scorso anno, era il 28 novembre. Hai voluto scegliere questa giornata proprio simbolicamente? Sì, perché sono 4 mesi esatti da quel tragico giorno. Quindi dopo 4 mesi ho voluto dare ancora più un sostegno anche morale, con una canzone può fare anche tanto in questo senso, e quindi ho voluto regalare questa canzone anche a tutte le persone, i miei concittadini, a tutte le persone che hanno partecipato e che stanno attualmente ancora lavorando perché Abiti io sono sempre non è finita purtroppo, c'è ancora tanto da fare. Sì. Certo, intendevo dire quello. Questo è un pensiero per loro. Questa canzone dove si può trovare? Nelle piattaforme digitali? Come... Sì, è acquistabile sulle piattaforme digitali, su Apple, su Amazon, su iTunes, su Google Play. L'incasso poi verrà ovviamente devoluto al comune di Pitti. Benissimo, ricordiamo anche, tra l'altro è uscito, come dire, in contemporanea un articolo sulla Nuova Sardegna proprio relativa a questo tuo progetto che insomma ti fa onore perché lo dedichi a Biti, ma potrebbe essere comunque a chiunque ha subito dei danni per cause insomma gravi, così come un'alluvione. Sì, esatto, questo è in proposito, e vorrei aggiungere che la canzone in sé è stata pensata naturalmente per Biti, è nata pensata per Biti, ma poi ho anche pensato a sviluppare la canzone poi in un altro contesto, cioè dedicata anche alla Sardegna, sempre con la stessa base. E cambiando solo qualche parola, ma affinché possa diventare anche un inno di speranza e di rinascita molto anche per tutta l'isola, ecco, non solo per Biti. Ecco, magari ci ritorneremo quando avrai, come dire, fatto anche questo passaggio. Sì, l'altra versione. Sì. L'altra versione. Benissimo Riccardo, mi sa che ci possiamo fermare qua. Era come dire, doveroso far sentire la tua voce nuovamente per questa lodevole iniziativa. Ripetiamo, ora riguarda Biti, è giustamente dedicata al tuo paese che ha subito questo danno dall'alluvione, ma è lodevole per l'impegno che ci hai messo e per l'amore che hai comunque per la tua terra, essendo lontano, quindi impossibilitato a fare qualcosa in tempi brevi. Fai musica e questa è la tua espressione, il tuo contributo. Poi lo abbiamo detto, la canzone è acquistabile nelle piattaforme digitali, quindi il metodo per le altre persone che ci stessero ascoltando c'è, basta cercare Riccardo Ruju. Che dire, quindi ora ce l'ascoltiamo il brano, io ti faccio un in bocca al lupo, un risentirci a presto, noi siamo sempre come dire, a tua disposizione, è sempre un piacere sentire una voce della Sardegna, un amico della Sardegna, ma comunque al di là di questo un artista e far sentire la sua musica. Quindi Riccardo Ruju a Radio Barbagia, bella a tornare. Ciao, a presto. Ciao. In sa aposento esa memoria, yo torro sempre a ti, esos caminos de saída curren sempre rintra mie. E su passato non si perde e a t'arrestare sempre ergai, casosamente sono pontes chi non che ruben mai.
Poi dai su che la s'improvviso, un lamento, e so spuzzone non si intende più su canto, e noi schiparimus forzas in su vento, che non costava mala, torrata a pranto. Dici tu e più bella a torrare, di assutare questa lacrima se sola. E canto orfizzo sta iuana a pesare, ca una mamma mai si lascia sola. E in cussa ora al de bisonzu canta senter benita dai lontano, sente chi va e già samatessi limba canno, vade dare una mano.